Da Regione Liguria 41,7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Nel dettaglio 40 milioni di euro andranno al Comune di Genova per il risanamento di AMT. 1 milione e 275 mila euro andrà alla città metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato nel 2026 di 63 dipendenti di AMT e 425 mila euro alla provincia di Imperia per il pensionamento anticipato nel 2027 di 25 dipendenti della Riviera Trasporti. Continua l'impegno della Regione Liguria nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne. Sono stati pubblicati 2 avvisi pubblici per la concessione di oltre 700.000 euro per la realizzazione di nuove case rifugio per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza. L'obiettivo è rafforzare la rete antiviolenza attraverso la creazione di nuove strutture. Proseguono a Valle Bona i lavori di riqualificazione dell'accesso nord al centro abitato del borgo. Un'opera del valore complessivo di 275.000 euro che consentirà di migliorare l'ingresso al centro storico e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando una delle principali porte del paese. La salute degli occhi viene prima dello spettacolo. Mercoledì 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare. È questo l'appello di Regione Liguria che invita i cittadini e turisti ad ammirare l'eclissi solo con dispositivi certificati. Neanche gli occhiali da sole bastano a proteggere la vista. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.